Oggi un'interessante iniziativa, un focus sul carcinoma prostatico, sulle novità. Ecco, ci faccia una buona relazione su qual è lo status della malattia qui ad Agrigento oppure in generale. È un evento estremamente importante che io ho voluto fortemente perché le novità nell'ambito della gestione del carcinoma della prostata sono veramente tante negli ultimi 20 anni. Noi oggi conosciamo meglio la malattia e sappiamo come curarla meglio e abbiamo in realtà modificato la storia naturale di questo tumore. Un tumore che rappresenta una malattia ad impatto sociosanitario notevole. Considerate che in Italia sono attesi 40.000 nuovi casi all'anno e che in Italia ci sono 560.000 uomini che vivono con il loro carcinoma prostatico o che sono stati trattati e guariti per carcinoma prostatico o che continuano comunque a controllarsi per aver avuto questo tumore. Ci sono state delle innovazioni importanti sia nell'ambito della diagnostica, sia nell'ambito della chirurgia, sia nell'ambito della radioterapia, ma principalmente nell'ambito della terapia oncologica di tipo medico. Io ricordo, non essendo più giovanissimo, che 20 anni fa avevamo veramente molto poco per trattare la malattia nella fase metastatica. Avevamo la famosa puntura che viene fatta mensilmente o trimestralmente, il cosiddetto analogo LH-RH, e poi quando la malattia sfuggiva diventava resistente a questa terapia, che è la terapia androgeno deprivativa, di fatto avevamo poco o niente per impattare sulla sopravvivenza. Oggi si è aperto un mondo con l'arrivo dei nuovi antiandrogeni, con l'arrivo addirittura dei cosiddetti PARP inibitori, che sono dei farmaci che possono essere utilizzati nella malattia diventata resistente alla terapia androgeno deprivativa, lì dove c'è l'espressione di una mutazione genetica che riguarda il sistema di riparazione del DNA. E poi abbiamo anche grossi progressi nell'ambito della medicina nucleare a scopo terapeutico. Oggi noi possiamo utilizzare, o meglio tra poco potremo utilizzare anche il lutezio per il controllo di una malattia che è sfuggita anche alla terapia medica. Quindi veramente un evento importante, un evento che vuole cambiare la pratica clinica quotidiana di ognuno di noi e credo che eventi di questo tipo debbano essere periodicamente fatti proprio per un aggiornamento costante nell'interesse della garanzia della salute per i nostri pazienti. Oggi un'interessante iniziativa, un focus sul carcinoma prostatico. Ecco, quali sono le novità che annuncerete alla platea presente? Assolutamente, Nino Savarino anche per quest'anno ha avuto questa intenzione di fare una giornata appunto di focus sul carcinoma prostatico, presentando, passeremo in rassegna tutte le innovazioni che ci sono sia in campo diagnostico che terapeutico su questo tumore che ha sempre un'incidenza maggiore non solo nella fascia di età anziana ma anche nella fascia di età un po' più giovane. Parecchie novità dal punto di vista soprattutto diagnostico verranno appunto elencate e approfondite nella sessione che andrò a moderare. Ecco, nella nostra provincia la casistica come viene fatta? Insomma, maschi, donne, ragazzi, bambini? No, ovviamente il carcinoma prostatico si rivolge esclusivamente alla popolazione maschile. Devo dire che prima in passato le tecniche di imaging a disposizione non permettevano una diagnosi precoce, pertanto questo veniva evidenziato probabilmente anche in fascia più anziana anche per questo. Ad oggi le armi diagnostiche che abbiamo a disposizione sono assolutamente permettono di fare una diagnosi assolutamente in epoca più precoce. Oggi un interessante approfondimento, un focus sul carcinoma prostatico, novità diagnostiche e terapeutiche. Un evento sicuramente importante per tutto l'ordine e per il loro aggiornamento professionale. È un evento importantissimo per la sanità agrigentina, per i pazienti agrigentini e grazie al lavoro fatto dagli oncologi, dagli urologi, dai radiologi della nostra ASPI abbiamo avuto risultati eccellenti per una patologia che sicuramente è sempre più
aumenta in termini numerici. Per fortuna, ecco, e noi siamo sempre pronti a sponsorizzare e a presenziare in queste manifestazioni scientifiche che portano sempre a una veloce diagnosi e quindi una terapia, e date anche le ultime terapie innovative e qui vengono applicate per avere poi risultati eccellenti. Un convegno interessante, un focus sul carcinoma prostatico. Ecco, qual è la situazione attualmente nella nostra provincia e anche dove lei lavora in generale? Sì, io faccio parte del team che si occupa del paziente che ha una diagnosi di carcinoma prostatico, paziente che viene preso in carico da un gruppo appunto di medici che vanno dal radiologo, dall'anatomopatologo che fa la diagnosi, che siamo noi, al radioterapista, all'oncologo, al chirurgo, dipende dalle situazioni. Nell'ASP di Agrigento abbiamo tutti i mezzi per poter prendere in carico il paziente a 360 gradi. Nella mia realtà, proprio come anatomia patologica, abbiamo tutti i mezzi per fare la diagnosi, lavoriamo in simbiosi con i radiologi, adesso si fanno le agobiopsie mirate, questo ci permette di fare spesso diagnosi anche precoci di lesioni che possono andare in sorveglianza attiva, siamo all'avanguardia perfettamente con i mezzi necessari per prendersi cura sul vero senso della parola del paziente. Per la prevenzione che consigli dare a chi soffre magari a sua insaputa, i primi sintomi, qualche consiglio? La prevenzione è asintomatica, quindi bisogna andare prima che arrivano i sintomi. Il PSA, diciamo, può essere di aiuto, dopodiché avere anche un medico curante che deve essere all'avanguardia anche lui e sapere che esistono i mezzi, appunto, per quello che spesso noi facciamo congressi incontrando anche i medici curanti, perché sono appunto l'interfaccia tra il paziente e gli specialisti.